invitiamo tutti quanti il 25 luglio a venire a Vittorio Veneto, perché per la terza edizione ci sarà il Corti Film Festival Vittorio Veneto. È sicuramente una data importante, ma soprattutto è una manifestazione importante. Parliamo di cinema indipendente. Dietro a questa manifestazione c'è un'organizzazione, c'è l'associazione in scena, c'è soprattutto la mente e il lavoro e la passione di un caro amico come appunto Thomas Toffoli. Mix perfetto per come dire, conoscere il cinema indipendente. Soprattutto mi rivolgo ai tantissimi trevigiani, ma anche veneti e chissà anche fuori regione. Vi aspettiamo numerosi a Vittorio Veneto per conoscere il cinema indipendente e soprattutto per guardare, visionare e apprezzare dei film che speriamo possano, come dire, suscitare non solo interesse ma anche qualcosa di più. Per cui la Regione del Veneto e il Consiglio regionale del Veneto sostiene iniziative come queste. Noi siamo al fianco di associazioni e soprattutto di interventi culturali come questi, e non vediamo l'ora insomma che si possa poi procedere con l'organizzazione e soprattutto con la data 25 luglio a Vittorio Veneto. Il segreto è la passione che ho per il cinema e per la promozione del territorio e di promuovere tutti quei film indipendenti che si iscrivono da ogni regione. Infatti gli obiettivi è far conoscere le loro opere, far conoscere le loro tradizioni attraverso la loro produzione cinematografica. Questo dà valore aggiunto sia alle regioni dove provengono, ma soprattutto al Veneto, che è traino motore del cinema indipendente e italiano grazie al CVV Corti Vittorio Veneto Film Festival. Dunque l'invito è? L'invito è il 25 luglio per vedere il meglio del cinema italiano indipendente a Vittorio Veneto, presso la Biblioteca Civica Duomo di Ceneda, con il patrocinio della Regione Veneto e il Comune di Vittorio Veneto. Vi aspetto al CVV Corti Vittorio Veneto Film Festival.